Grazie, io devo dire che un po' sono excitato, ma perché so che ho qui davanti a me una squadra di quelle incredibili, ecco, e devo dirvi che è una lista civica ma in realtà speciale per un motivo, perché loro sono parte di una federazione di liste civiche, una novità assoluta in Veneto. Non è mai avvenuto che si sia creata una federazione di liste civiche, e questo è un elemento estremamente nuovo e dinamico, perché tantissime realtà si sono parlate e hanno messo insieme le loro forze e potenzialità, perché l'obiettivo di base è dare energia proprio dalla base fino alla regione, creare uno spazio in regione che possa essere uno spazio di ascolto del territorio, e questo credo sia una novità assoluta. Dico una novità perché il mondo civico rispetto a un partito, ecco, per capirci, è molto legato alle istanze che arrivano dal basso. Un partito in realtà ha una segreteria, e quindi a volte con questa segreteria le indicazioni di come agire, cosa scegliere arrivano dall'alto. Ecco, quindi qui è una sfida molto dinamica, molto creativa, e il nostro obiettivo principale è far capire a chi è indifferente o a chi oggi ha scelto anche di non votare che il mondo civico non è contrario o non ha uno scontro con i partiti, ma in realtà si sente complementare al mondo dei partiti, come è previsto poi dalla Costituzione, che ci siano, ed è fondamentale, ma questa complementarità aiuta ad allargare una base che il presidente oggi candidato, che è Giovanni Manildo, ha immaginato proprio così, ha immaginato una base molto ampia, e senza la base non si possono pensare le altezze. Ecco, quindi noi dobbiamo trovare un modo per portare un mondo di persone che sono persone di valore a scegliere, in questo caso io direi a scegliere le civiche venete, questa federazione importante. Vi rubo un altro minuto prima di passare la parola ai candidati, che è fondamentale. Questo logo è stato pensato proprio pensando anche al nostro territorio polesine. Troppo spesso questo logo è marginale, quasi sembra la terra di mezzo, ecco, in alcune riflessioni che ho visto in questi anni. In questo caso il logo, abbiamo il verde che determina Belluno, la zona montana, la zona delle città, Padova, Verona. Qui abbiamo una cosa interessante, come potete notare, l'idea dell'acqua, il Polesine. Il Polesine potremmo dire che è acqua con un po' di terra, perché sono oltre 1200 km di canali, sono 880 canali, quindi una realtà incredibilmente ricca, e quindi una visione globale che possa tener conto, e qui poi Sandro, per dire, è molto esperto su questo, visto che viene dal Delta, ci potrà dire qualcosa in più. L'attenzione all'ambiente, l'attenzione alle fragilità, l'attenzione al mondo della cultura e la capacità di fare scelte concrete, perché partiamo da persone che già fanno scelte concrete, può essere un modo nuovo per pensare alla politica. Visto che la politica ha lo scopo di interessarsi quindi alla polis, alla gente, ma in questo caso di coinvolgere la gente per la gestione della res pubblica. Ecco, questo credo sia un elemento estremamente importante. Io mi fermo qui, se non elencandovi questa splendida squadra per la quale non si può non votare, quindi bisogna andare a votare e scegliere le civiche venete. Allora vi dico 2 o 3 cose che mi sono segnato per ciascuno di loro. Parto dalle donne, perché insomma già il nome Le Civiche Venete, come capite, è al femminile declinato ed è aperto, quindi potremo aggiungere nel tempo altre liste che si potranno aggiungere a questo progetto di federazione veneta. Allora, partiamo dalla più giovane, che è Giorgia Brandolese, 29 anni, insegnante di lettere, consigliera comunale e capogruppo di maggioranza ad Arqua Polesine, giornalista, pubblicista, appassionata di teatro e scrittura. Aggiungo una frase: una giovane voce capace di unire cultura, sensibilità e impegno politico. Poi Andrea Micheletti, la saltiamo, lo mettiamo dopo, mettiamo prima un'altra donna che è Arabella Brognara, 54 anni, avvocata penalista, attiva nello sportello avvocati di strada a Rovigo, da anni in prima linea
per la difesa senza fissa dimora e delle persone fragili. Anche qui una frase che direi per provare a sintetizzare la sua figura: competenza legale e impegno sociale al servizio della giustizia per tutti. Poi andiamo agli uomini. Torno da Micheletti a Andrea, parlo sempre in ordine in questo caso anche di età. Allora, 36 anni, già assessore ad Adria, lavora all'Università di Padova su comunicazione e innovazione digitale, sta completando un dottorato in storia e conservazione dei beni culturali. Io lo definirei così: un ponte tra innovazione, ricerca e pubblica amministrazione, la sua esperienza, il suo percorso. Poi andiamo a Sandro Vidali. Arrivo dopo 63 anni. Allora dico: guida naturalistica dei parchi del Delta. Ne parliamo tutti, ma qua serve gente esperta. Qui sono sicuro di averne uno esperto. Ex assessore all'ambiente e turismo a Taglio di Po, oggi consigliere comunale ad Ariano nel Polesine. Lo definirei così: una figura radicata nel territorio, difensore del nostro patrimonio ambientale. La prendo per buona. Prende per buona. Poi abbiamo Vinicio Piasentini, 63 anni, consulente aziendale e tributarista, ex sindaco di San Martino di Venezia, ex vicepresidente della provincia, ex presidente del Consiglio di Bacino Rifiuti, attualmente vice sindaco. E lo definirei così: porta con sé anni di esperienza amministrativa e soluzioni pratiche ai problemi reali. Ecco, io credo che questa lista sia un condensato di competenze diversificate, qualcosa che in politica credo sia necessario per poter immaginare un approccio nuovo e vivace al nostro Polesine. Io mi fermo qui, mi taccio e vi lascio dialogare con i nostri grandi rappresentanti.